Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Nice Flash del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di Ecate, ma non solo di Ecate, parleremo anche di questo circuito che serve per allontanare e anche di questo circuito che rappresenta un po' l'egregora di alcuni gruppi misterici per allontanare maledizioni, giuramenti, incantesimi. Ma torniamo alla nostra Ecate. Ma chi era questa benedetta Ecate? Ecate era una dea lunare pre-indoeuropea, quindi praticamente avrà come minimo 20.000 anni questa egregora, ma come minimo. Veniva poi riciclata e usata dai greci, dai romani e nelle loro religioni chiaramente, e serviva proprio per, diciamo che è il corrispettivo di Lucifero o di Same. Quindi è di vecchia data, è antica e rappresenta forse la forza primordiale del basso astrale. È il diavoletto e il serpentello. Quindi ho già fatto una pillola a riguardo su Ecate e potete andarla a vedere sempre nel canale vostro Maledetto. Ma perché si usa? Perché ci si aggancia a un'egregora molto forte e si chiede proprio aiuto per allontanare, magari avete un problema con un vicino, un problema con una causa, un problema con qualsiasi problema che voi volete allontanare. Poi abbiamo anche usato e spiegato questo circuito per allontanare e questo circuito, però è chiaro che prima di utilizzare questi circuiti bisogna sempre chiedere al pendolino se si è sulla strada giusta, se si sta usando il circuito giusto. Queste sono solamente motivazioni e spiegazioni di come utilizzare alcuni circuiti. Si possono utilizzare tutti e tre, si stampano in formato A4 e si plastificano. Si mette sopra il testimone che deve essere uguale e deve essere utilizzato minimo o massimo per un mese. Poi chiedete anche al vostro quadrante radiostesico se è giusto che possiate utilizzare questi circuiti e in questo caso, visto che c'è Ecate che è una dea lunare, sarebbe importante, interessante utilizzare il circuito per chiedere quale periodo lunare. Chiaramente la luna nera è l'ideale per allontanare, quindi in modo ovviamente il quadrante radiostesico vi darà questa indicazione. Però ci sono dei però. Quindi il consiglio del vostro maledetto è di chiedere sempre al quadrante radiostesico se è giusto che possiate utilizzare questi circuiti. E che te quindi, ripeto, era una divinità o era conosciuta come una divinità che poi l'hanno chiamata Zea ed era anche l'unica divinità che Zeus aveva paura. Era praticamente la regina degli inferi. Poi chiaramente con il ritorno di un certo tipo di religione, si è passati dalle dee che comandavano agli uomini e dopo è arrivato Adamo, è arrivato insomma tutto quel patafione che voi conoscete oggigiorno di New Age e religioni di Stato. Però primordialmente era Ecate. Bene, quindi questo circuito ne abbiamo parlato anche di questo. Se volete degli approfondimenti, cercate nel canale del vostro Maledetto Veneziano come utilizzare. Vi ricordo che la tartaruga è sì un simbolo di pace, di tranquillità, ma è usato per alcuni circuiti, per alcuni gruppi misterici del basso astrale come un simbolo che fa capire che chi praticamente esagera un po', gli tagliano le gambette, ma qui il vostro maledetto queste cose non le fa, ma le spiega solamente. Quindi, se avete dei dubbi e volete un consulto, sapete come contattarmi, 20 euro 45 minuti, pagabili con tutti i moderni sistemi elettronici. Bene, cari amici, grazie e seguite sempre il legale, ma detto iniziamo.